Eccoci mister, un 2-2 che tutto sommato penso possa andare bene a entrambe le squadre per quello che si è visto in campo, però avete forse perso un'occasione, 2 volte in vantaggio vi siete fatti raggiungere. Cosa è mancato? Ragazzi giovani, manca esperienza. Stiamo lavorando perché prendiamo sempre dei gol, prendiamo gol. Abbiamo regalato 2 gol, uno un calcio d'angolo, una palla inattiva. E il secondo poi l'abbiamo buttato lì. Troppa inesperienza, troppa inesperienza. È stata la partita che vi aspettavate? Noi oggi ci avevamo proposti di almeno muovere la classifica, perché arriviamo da 4 sconfitte, con prestazioni buone e oggi volevamo almeno un punto portare. Nel secondo tempo c'è stata questa espulsione che vi ha fatto un po' temere o sarebbe stata una punizione forse troppo forte per voi perdere questa partita? Io rispetto la decisione dell'arbitro, certo che il mio giocatore martedì parlerò a 4 occhi, perché non si fa così. E allora, visto che l'aveva accennato lei, voi arrivate da un momento non facile e avete anche voi come il Portogruaro bisogno di punti, la proiezione per la vostra squadra al di là dell'obiettivo salvezza è di fare più punti possibili da qui in avanti. Noi dobbiamo sempre muovere la classifica ogni domenica, e però bisogna migliorarci nei singoli, bisogna migliorarci. Oggi il reparto difensivo, il primo tempo, per me non ha fissato. Come organico voi siete a posto o vi manca qualcosa, avete qualche infortunio? Parlerò col direttore e il presidente settimana, vediamo se riusciamo, però attualmente siamo questi. Attualmente così siete e date il massimo, insomma. Grazie mister.